Si paga tutto, anche il cordone sanitario. Lo sa bene Giuliano Martini, sindaco di Vo, che ha le difficoltà di chiudere dal 23 febbraio all'8 marzo i confini del suo comune. Aggiunge in queste settimane il conto salato delle spese extra da zona rossa. Non basterebbero 60.000 euro cifre alla mano per far fronte all'organizzazione dei checkpoint, alle sanificazioni, ma anche all'ospitalità di sanitari, alla gestione di 3 giri di tamponi cui è stata sottoposta la cittadinanza. Al lavoro tantissimi volontari, sì, ma le spese vive ci sono state e i conti sono arrivati per ora tutti in comune. Ecco allora che lo zampino di Sant'Antonio a creare idee positive, proprio durante la tredicina con gli amministratori in preghiera al santo, del sindaco di Ponte San Nicolò è partita l'idea di donare 1.000 euro a Vo. Il mercoledì successivo alla cerimonia delle tredicine abbiamo già deliberato questo impegno di 1.000 euro che poi io nella chat dei sindaci ho chiesto di chiedere e di pubblicare per coinvolgere gli altri liberamente, ognuno per proprio conto, se ce la fanno, se la sentono, insomma, di poter contribuire a queste spese così inaspettate da parte del Comune di Vo. Lo sa bene un sindaco cosa rappresentano spese extra nel bilancio di un comune e per Ponte San Nicolò si tratta anche di una volontà nata da quella terribile alluvione che ha profondamente segnato la storia recente. Noi nel 2010, come sappiamo, si sa, insomma, siamo stati colpiti dall'alluvione e i gesti di solidarietà nei nostri confronti sono stati tantissimi e quindi da quella volta noi quasi ogni anno abbiamo un fondo solidarietà e cerchiamo di dare a progetti concreti, cerchiamo di darli a dei comuni e andiamo a toccare con mano cosa noi portiamo.